Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Ore di febbrile attesa al campo di prima accoglienza allestito da ieri nel piazzale di fronte all'ospedale civile di Almicco. Personale sanitario della Croce Rossa, Protezione Civile e sanitari del nosocomio Palmarino sono pronti appena sarà dato loro il via, in vista dell'arrivo dei primi 30 profughi destinati alla loro base. 2 tensostrutture capaci di contenere fino a un massimo di 30 persone. La prima adibita al pernottamento e al riposo, la seconda come mensa. Quest'ultima sarà rimontata nel pomeriggio, visto che il temporale di ieri sera ha reso impraticabile quella già allestita in precedenza. Oltre alle 2 tensostrutture sono stati posizionati un'unità mobile di primo intervento operativo 024 per le necessità sanitarie di primo intervento e un'area per l'igiene personale con bagni e docce secondo gli ultimi standard con tanto di aria condizionata. In caso di ulteriore emergenza è stato predisposto l'utilizzo del vicino ospedale, pronto ad accogliere e intervenire in caso di immediata richiesta supplementare. Per il trasporto degli ospiti sono operative 3 ambulanze della locale Croce Rossa oltre ai mezzi della sede provinciale di Udine. Gli immigrati saranno accolti e curati per una durata massima di 3 giorni per essere successivamente ospitati nelle sedi permanenti regionali a loro assegnate. Come sempre la nostra regione ha risposto presente, dimostrando per l'ennesima volta la sua efficacia e prontezza nella gestione delle emergenze. Ci troviamo esattamente in Borgo Stazione, stazione dei treni, dove ieri c'è stato l'ennesimo accoltellamento all'interno di un'abitazione privata e sono state raccolte anche delle segnalazioni da parte di alcuni residenti che si lamentano di spaccio e altre situazioni di questo tipo. Lei lo denuncia da molti mesi e fino ad ora cosa è accaduto? Ci sono ulteriori lettere esposti, cittadini arrabbiati per lo stato di degrado in cui versa la zona. Ieri è capitato l'ultimo accoltellamento, è avvenuto in una casa privata, quindi circoscritto e non in pubblico, tuttavia non lascia tranquilli i residenti, quindi gradiremmo anche da parte dell'amministrazione comunale, in collaborazione ovviamente con i cittadini, con i condomini dei vari condomini della zona, che ci fosse un controllo anche nelle residenze, in modo tale che non ci sia così un lascito residenziale indiscriminato, ma un controllo da parte del messo comunale di chi effettivamente ci abita in queste case. Lei fa da portavoce perché c'è anche il dato del timore di chi non desidera esporsi per non appunto essere soggetto magari a ritorsioni. Naturalmente ho riscontrato la paura di queste persone a non esporsi pubblicamente, l'hanno fatto per iscritto attraverso la lettera che hanno mandato alle istituzioni cittadine, però
per esporsi hanno paura, perché tutti hanno famiglia, tutti hanno un'attività, un lavoro, una macchina da parcheggiare fuori e hanno paura di ritorsioni. Alcuni sono stati anche minacciati, ma tant'è, la situazione è questa. Periodicamente si verificano questi disturbi, soprattutto all'esterno di African Shop, negozi multiculturali, negozi di fruttivendoli del sud-est asiatico, e quindi la gente non è per niente tranquilla. La revoca delle 2 dirigenti dell'Istituto Malignani e Uccellis arriva un po' come un fulmine a ciel sereno. Adesso quali sono le prospettive e cosa comporterà questa revoca nello specifico per il territorio e per quegli istituti? La prospettiva purtroppo è che al di là, oltre al Malignani e all'Uccellis, che sono sicuramente 2 tra le scuole più importanti della città, anche altri istituti, non solo nella provincia ma nella regione, rimarranno senza il dirigente e quindi andranno a reggenza. In particolare la preoccupazione è forte per questi 2 istituti perché per le loro dimensioni, per i loro indirizzi, per come dire, un percorso di studi, più percorsi di studi che hanno al loro interno, richiedono una presenza di un dirigente che quantomeno conosca un attimino e abbia avuto il tempo di fare un certo passaggio di consegne con una certa calma, con una certa, come dire, profondità. E c'è il rischio effettivo che circa 30 istituti in regione rimangano senza dirigente, anche perché la graduatoria dei presidi regionale è esaurita e quindi possiamo anche aspettarci che ci sia, come dire, un arrivo abbastanza consistente di dirigenti da fuori regione, che per l'amor di Dio nessun pregiudizio assolutamente, però io ritengo che se un dirigente conosce un po' la nostra realtà, conosce un po' la storia delle nostre scuole, forse anche poi la sua possibilità di entrare subito in sintonia con questi istituti sarebbe molto più alta. Posto che l'ufficio scolastico regionale dichiara di non avere responsabilità, le responsabilità di chi sono? C'è questo decreto legge Renzi, decreto legge 90, che in sostanza dice in maniera molto chiara che non vengono concesse deroghe. È un decreto che mira un po' a svecchiare la nostra classe dirigente, svecchiamento di cui c'è effettivamente bisogno, però secondo me nel caso specifico delle scuole non possiamo non tener conto del fatto che non ci sono attualmente dirigenti abilitati. Rotonda di via Bariglaria, qual è l'importo previsto per quest'opera e qual è la funzionalità principale in quest'area particolare della città di Udine? Questo è un incrocio di quelli più pericolosi perché 2 strade importanti si incrociano a 90 gradi, qui proprio l'obiettivo è costruire questa rotonda, dovrebbe essere completata l'opera per settembre, per la fine, quando appunto riaprono le scuole, inizia anche il grande traffico, 120.000 euro è quanto ha messo il Comune di Udine, che abbiamo sbloccato appunto con il patto di stabilità, c'è anche un contributo di 80.000 della regione, è stata un'opera difficile anche perché qui si incrociano proprio una strada provinciale e una strada comunale e anche il territorio comunale interessa parzialmente, diciamo, anche il Comune di Tavagnacco oltre a quello di Udine, però appunto il Comune di Udine ha messo 120.000 euro e quindi adesso finalmente i cittadini potranno transitare in questa zona nella massima sicurezza. Sono previsti ulteriori interventi nella via, visto che comunque è una via parecchio trafficata anche da mezzi pesanti e le auto corrono anche molto. Innanzitutto qui verranno realizzate anche degli attraversamenti pedonali che metteranno in sicurezza non solo il traffico dei veicoli ma anche il traffico dei pedoni. Poi certamente appunto su via Bariglaria sono previste tutti gli interventi che peraltro però devono essere sbloccati dal patto di stabilità. Qui più avanti ci sono anche dei rallentatori, quindi questa è una zona dove bisogna solo completare i marciapiedi, però è un costo molto ingente. Appena abbiamo un po' di spazio del patto di stabilità certamente verrà inserito, certamente è già stato programmato. Nella prima parte invece dal lato di via Cividale? L'investimento è già stato fatto da tempo, anche lì appunto c'è il completamento dei marciapiedi e per quanto riguarda poi i rallentatori lì sono anche stati realizzati, dunque qui siamo appunto a dover sempre non solo recuperare il denaro ma anche recuperare la disponibilità di spenderlo, perché questo è l'esito del cosiddetto patto di stabilità che impedisce di fare i mutui.
Robo Nonis, la storia dei friulani appartenuti all'impero austro-ungarico e poi passati sotto casa Savoia. Tante speranze, pochi fatti. Per sé italians no han mantenuto le paraule, come ci conferma lo storico vischese Ferruccio Tassin. Sì, piacere di conoscere il proprio territorio, soprattutto riguardo le storie minime, perché queste storie minime riguardano i nostri friulani del tempo. Alcune storie risalgono proprio alla Prima Guerra Mondiale e anche pre-Prima Guerra Mondiale, e sono storie che di solito si concludono con una battuta scherzosa. Non sono però barzellette, sono lo spirito umoristico della nostra gente che sapeva ridere di se stessa e ridere anche della miseria. Sicché Robo Nonis numero 2, è il numero 2, edita dalle edizioni Brighton di Hans Kitzmüller di Brazzano, e ha un certo successo tra la gente. La prima edizione è praticamente scomparsa, ecco, e adesso c'è la seconda edizione però con tutte storie nuove. Senta, senza tanto menare il can per l'aia, no? Come si dice, no? O il gallo per l'aia, lei lo fa comunque per piacere, per divertimento, anche perché è la sua passione. No? Sì, certo, e così capita di scavare anche dal punto di vista linguistico entro diciamo una specie di archeologia lessicale e anche archeologia dell'umorismo della nostra gente. Saltano fuori parole rare ancora, parole ormai desuete che possono rinsanguare, rimpolpare anche il nostro lessico attuale. Possiamo dire un furlan di Scuviarsi, insomma. È un furlan di Scuviarsi, un furlan pibiel, ancia pidols, e pi dongia da verità, non è fatto sul calc dal italiano, ma le proprie sgarfabula di ruspante. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.